Prima il Veneto con Paolo Pizzolato. Buonasera direttore, buonasera a tutti. Pizzolato. Pizzolato, come a suo giudizio chi vincerà in questo referendum? Perché io vedo arrivare tanti SMS, WhatsApp che dicono votiamo sì perché i giudici sono più indipendenti, altri dicono no, assolutamente bisogna votare no perché è una riforma pro governo in sostanza. Innanzitutto è un momento molto delicato, dove mi dispiace dirlo, ma vedere uno Stato ridotto in questa maniera, dove il governo, chi amministra è contro la magistratura e la magistratura contro il governo, non dà di certo una tranquillità al nostro Paese, una bella immagine anche esterna al nostro Paese. E questo fuori dubbio. Che poi ci sia la possibilità di aver trasformato quello che è il discorso della magistratura in un qualcosa di diverso, senza dubbio, con la storia che verranno scelti per estrazione, diciamo, quelli che dovranno appartenere ai nuovi CSM a questa nuova consulta, diciamo, che dovrebbe tener conto di quello che sono i movimenti dei magistrati, di come si comportano, sicuramente potrebbe essere una cosa positiva, però in tutta onestà, agli italiani cosa cambia? Quando qualcuno andrà a firmare per il referendum l'anno prossimo, chi sarà quello preparato che si sarà letto 4 righe di cosa vuol dire cosa sta facendo il governo in questo momento e che sarà preparato per cercare di mettere un voto sul referendum? La gente non è così capace, così preparata in questa maniera per cose così delicate. È una cosa che è stata messa in moto perché il governo ce l'aveva a morte con la magistratura vuole ancora imporsi sopra il governo e praticamente il paese non è assolutamente tranquillo. Logico che in questo momento dire chi potrà vincere il referendum è una cosa assolutamente impossibile da poter dire. Certo che darà un risultato perché l'affluenza che ci sarà in quel momento o la gente come voterà cercando di capire cosa vorrà dire quel referendum, logicamente influirà senza dubbio in maniera formale su quello che è l'andamento del governo. Vorrei però fare un attimo un passaggio su alcune cose. Io non sono di certo un uomo di sinistra, tutti lo sanno perfettamente delle origini, da dove provengo e una volta il partito che guidavo anch'io in provincia di Venezia perché ero il segretario provinciale della Lega. Vorrei spiegare anche una cosa. Come posso io cercare di pensare e di capire adesso cosa devo votare in Veneto in questo momento quando mi sono trovato di fronte a delle realtà che lasciano molto a desiderare, soprattutto mancanza di rispetto nei confronti dei veneti. Abbiamo atteso il voto delle Marche per poter decidere chi doveva fare il presidente della regione Veneto. Questa è una cosa da parte del centrodestra, da parte di Tajani, da parte della Meloni, da parte di Salvini, una cosa offensiva da matti nei confronti dei veneti e questi veneti devono tener conto. Poi ci siamo trovati nel corso della vita legislativa che non abbiamo mai pensato a un futuro senza il presidente Zaia, per cui Stefani, che è solamente un omuncolo, perdonate, qualsiasi messo lì da Salvini, un burattino praticamente che viene manovrato da lui, è una cosa alternativa che si è pensata all'ultimo momento, solo perché la Lega, solo perché la Lega, no, te lo dico, spazio giovani, uno che ha 33 anni ed è così non è spazio ai giovani. Se vuoi racconto io alla gente come Stefani è stato messo per diventare il presidente della regione Veneto. Lo racconto io se vuoi alla gente. Non so come è stato messo. Io so una persona che farò un secondo passaggio dopo. Farò dopo un secondo passaggio senza portare via tempo alla gente, se ci sarà il tempo necessario alla gente spiegherò come si è arrivati a questo momento qui. Però di certo la mancanza di rispetto che c'è stato nei confronti dei veneti dai vertici del centrodestra lascia molto a desiderare, per cui spero che quel giorno non di certo la gente vada a votare a sinistra, per carità, ripeto, non sono un uomo di centro-sinistra e non dirò mai votare a centro-sinistra, però sapere almeno cosa sia andati incontro e quale sia stato il rispetto che c'è stato nei confronti dei veneti da parte del centrodestra, che Roma sta facendo quello che vuole anche nei confronti del Veneto. L'autonomia, di autonomia non se ne parla più, di altre cose non se ne parla assolutamente più, si parla solamente di sanità e di sociale. Scusate, lo sapete a quanto ammontano le infiltrazioni mafiose che sono arrivate nel Veneto? Sapete quanta gente si rivolge agli usurai in Veneto adesso perché i commercianti e gli artigiani non ne fanno più? Nessuno ha il coraggio di parlare di queste cose, vero? Deve arrivare sempre... No, è vero, no. Non possiamo... Si è parlato di autonomia, si è parlato di tutto, non è che dobbiamo... Non è vero. Nessuno dice che nel Veneto c'è stata la maggioranza di suicidi durante l'epoca in cui c'è stato il Covid, queste cose qui. Nessuno mai tratta queste cose qui, il sociale, la sanità, tutte queste cose qui.
Non credo ai programmi che la gente dice, perché dovevamo premere anche un click e già arrivavano i 1.000 euro nel conto corrente, dovevamo fermare assolutamente l'invasione straniera, in un decreto di una settimana fa, altri 500.000 immigrati dovranno arrivare in Italia, stipendi che non crescono più. Questa è la realtà, non c'è solamente la sanità e il sociale, c'è di tutto di più in Veneto, c'è di tutto di più perché non siamo riusciti a crescere come regione e non siamo più quel tram del nord-est che una volta trainava l'Italia. Pizzolato, su questo cosa... Lei ha lavorato lavora in ambito bancario, per cui insomma... Lavorando in ambito bancario, logicamente mi sono beccato anch'io le mie rapine, 9 per l'esattezza, e non sono state per niente gradevoli, per cui ho anche un bel record da portare sulle spalle. Quello che sta succedendo a questo paese è la mancanza, l'impunibilità, possiamo dire, che hanno tutta questa gente. Ma non è solamente questione di rapine in appartamento, rapine in casa. Se voi state guardando in questo periodo, c'è una crescita violenta su tutto quello che è la normalità, le baby gang che scendono in piazza e che logicamente non si riesce più di gestire, e sono ragazzi di 14 anni. Com'è possibile una cosa del genere? Io non voglio risalire a 50 anni fa, quando anch'io ero giovane, però dico, come si è arrivati a questo punto? Vediamo gli immigrati come si comportano nei nostri confronti, mancanza di rispetto, chi più ne ha più ne metta. Quello che sto cercando di far capire è che se succede una cosa del genere nei paesi dell'est, questi non li trovano più, buttano via le chiavi. Non voglio portare un palmo di mano nei paesi dell'est, per carità di Dio, però cerco di capire cosa sta accadendo all'interno di questo paese, all'interno della nostra regione, alla quale sono stati levati via i comuni alla regione 95 milioni per la sicurezza l'anno scorso, nel 2024, perché dicevano che non c'era la possibilità di poterli erogare, per cui i comuni e la regione è stata costretta ad adattarsi per conto proprio. Però se vado a vedere il comune di Venezia, 450 vigili, ce ne sono 50 in giro e 400 che sono addetti a compiti contabili o amministrativi. Come si fa a fare una cosa del genere? A Venezia si parla tanto di scippatori, di persone che scippano in continuazione, di via e vai, questi scippatori non si riescono a controllare. Cerchiamo di fare la guerra alla Russia e non riusciamo a fermare 30 scippatori a Venezia. Tutto questo degrado, è vera questa qui, è una battuta di spirito, perdonate, no, ma scusate, è la verità questa qui, cioè la gente dovrebbe anche capire queste cose. Come si può fare? Si deve assolutamente cercare di fare in maniera di poter controbattere questa cosa, diciamo con un minimo di violenza, ma non è che intenda dire che adesso andiamo in piazza e bastoniamo tutti quanti. È che se in una città non si riesce più a avere la situazione sotto controllo, dobbiamo ricordarci, certe volte ho avuto già l'occasione di dirlo, che si può mettere in campo anche l'esercito. L'esercito sta attendendo sempre di fare qualcosa. Se arriviamo al punto di non ritorno, dove non riesci più ad andare fuori di sera, alle 8 di sera non riesci più ad andare fuori, ci deve essere assolutamente un'alternativa. Vado in piazza Ferretto a mangiare qualche volta lupo nero, esco alle 21, non riesco più a uscire senza cercare di fare in maniera di passare inosservato, perché all'interno di piazza Ferretto non c'è più un italiano o un veneto che sia uno seduto sulle panchine o seduto sui bordi della piscina. Bangladesh, marocchini, gente che si rompe le bottiglie, assalti, diciamo, a quelli che sono i distributori Cioè, non è possibile che in un paese non ci sia qualcuno che intervenga pesantemente, che fermi questa cosa. Oltretutto, perdonate lo sfogo personale, come si fa in un momento così delicato, e poi finisco, fare in maniera di firmare un emendamento a cui si dà spazio a altri 500.000 ingressi per il 2026 di persone che provengono dall'Africa, senza aver prima messo a posto le persone che abbiamo adesso. Abbiamo 2 milioni di irregolari in Italia. Se continuiamo così è logico che accadano queste cose. Qui in studio Paolo Pizzolato, prima il Veneto, grazie Pizzolato. Grazie a tutti.